amici oltreschermo, bentrovati a una nuova scoppiettante, frizzante, sfumeggiante puntata di Sicilia Cabaret insieme ai Big. Anche oggi i comici si succederanno sul palco per regalarci momenti di allegria e di spensieratezza, ma prima il nostro immancabile appuntamento col dietro le quinte, per scoprire cosa mangiano i comici prima dello spettacolo, cosa bevono i comici prima dello spettacolo, con chi parlano i comici prima dello spettacolo. Insomma, come si dice in francese, andiamo a fare un po' di guttiglio. Venite con me. Sì. Allora Dalila, vorrei chiederti cosa provi prima di salire sul palco? Hai un po' di farfalle nello stomaco? Buonasera, no, cos'è un massaggio barbesco? Questo è San Giulio, lui è. San Giulio? San Julien. San Julien? Malta, è venuto di proposito. Per te, Sì, lei? perché lui è il mio barbiere personale. Sono tranquillissimi. Non soffri di... No. Bene Mac, con la sigla di stasera ancora spaccheremo di brutto. perché ti ricordi come nella prima puntata la cassa dritta ha a sempre chi ragione. l'affitta? No, ha sempre ragione. Ha sempre ragione, chiaro, beh, Cassa ovvio. dritta chi l'affitta. In molti si chiedono qual è la dieta dei comici, cosa fanno per tenersi così in forma. Vabbè, ma dieta prettamente vegetariana, no carbs, e infatti l'esempio di colui il quale insomma è molto attento a questo tipo di dieta è lo... Bene, Maurizio, Sì. un uccellino mi ha detto che tu sei anche in realtà un comico pazzesco. Ancora non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, è un talento innato. Sì. Beh, l'importante è che comunque Dalila, come vedete, non soffre assolutamente l'ansia Completamente. da palcoscenico, anzi è una... Allora, cosa hanno in comune il televisore e una formica? non lo so. L'antenna. Continua a fare il ballerino. C'è fiducia fra di voi, insomma, non ti tradirebbe mai, devo dire, no? Loredana, abbiamo un video per te. Ma che dice Mara, veramente? Ma che stai facendo? Ma non me ne pare che niente. Ma capisci? Tu vieni a bere con mia, ma che te ne chiedi con chi? Ma qua che ti arrosta? Ma finisci? Ma lascia la chista. Noi facciamo molto movimento, facciamo dieta ipocalorica, frutta e verdura abbiamo. Quindi frutta e verdura. Ma invece a ceretta tu la fai la ceretta, perché vedo che ci sono pratiche delle donne alle quali gli uomini si stanno avvicinando, la ceretta. Guarda, io come ceretta non la faccio, me la faccio in tutto il corpo e mi lascio questa qua, che ha una forma ben specifica ed è una voglia più che peli. Vabbè, poi te lo spiego questo che voglia è. Buonasera! Ciao! Ciao. Senti, ancora una volta una serata Ma pazzesca. fatelo dire, sei splendida, oltre che simpatica, veramente. Grazie, sono contenta perché detto da un raccomandato come te è veramente un bel complimento. Ma senti, io non vorrei sembrarti volgare, senza pubblico è come fare sesso da solo. Allora, sapete, questa non è la prima, è la seconda, perché si erano dimenticati a mettere il microfono. Mi sei raccomandato, ma lo sappiamo, ce l'hanno detto. Ma tu ti devi fare i fatti tuoi, non l'ho No, capito. ma è giusto che però a casa sappiano, No, capito? non devono sapere niente. No, spegni sta telecamera. basta con sta telecamera, deve no, perché tu sei, è il microfono, non toccare il microfono. Deve passare, Non toccare il devi microfono, chiudere. non toccare, no, fermo. Sono stanco, però poi quando si sale sul palco il pubblico ti dà quella forza, quell'energia Che spacchi tutto! che spacco veramente tutto. Cari amici, come vedete i nostri comici non si risparmiano nemmeno nel dietro le quinte, ma adesso è tutto pronto, quindi ci siamo divertiti con loro nel backstage, ma è arrivato il momento di andare on stage. So, 3, 2, 1. Perché sto parlando in inglese? Non lo so, vabbè, godetevi Sicilia Cabaret insieme ai Big. Pino, come lo vedi questo futuro? Lo vedi roseo? Ma veramente per un settembre rosso? Capito, stai tranquillo, ci sono i vaccini. Sì, vabbè, però ci sono pure i Novax, gli ipocondriaci, Dimentichi qualcuno? i stimoli di Facebook. Bravo, quelli i primi sono. Tu devi essere speranzoso, perché la speranza è l'ultima a morire. E se per caso fece un vaccino? No, No? la speranza è un colore, la speranza è il verde, verde speranza. Come un Green Pass. Ma perché associ tutto ciò che è speranza alla salute? Perché un ministro della salute si chiama Speranza. Cioè, è tutto un filo... La speranza, Eh. per me, è questa qui, quella che si è appena manifestata davanti ai nostri occhi. Il teatro pieno di gente, perché io questa cosa l'ho pensata circa 6 mesi fa. Speravo che
allo spettacolo di Castellammare ci fosse tutto il teatro pieno, il teatro è pieno. Quindi se tu speri, se tu ci credi, le cose avvengono. Ah sì? Allora ci provo anche perché compagni, sta cosa funziona. Perché tu non sai su cosa che è un tennis, Tane. Che è successo? Sogno muro con ospedale. Tane mi fa le picciole, Tane, non c'è niente a me moglie. C'ho padrone di casa che mi sta cercando. Mi sta cercando se mi si conclude l'affitto. Tanto mangiare non me ne fotte niente, tanto non ho mangiato mai nella mia vita. Tone, ma perché mi pezzi il picciole, Tone? Ma che speranza è? La speranza che mi pezzi il picciole. Tu devi pensare al tuo problema più grosso, speri, ci credi e lui si manifesta. Provaci. Ci provo? No, ovvero non funziona sta cosa. Perché che hai sperato? Che ritornasse la luce. Ed è tornata. Ma no, a me casa, ma da chiaro, Tone! Veramente no, parlo. Buonasera, voglio sentirvi battere le mani a tempo, let's go! Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presentano Matranga e Mirafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Sulle mani! Tutti sugli attenti, siamo ritornati, più forti di prima, siete circondati dai pic della comicità, tormentori di risate tipo ridi così tanto che ti manca il respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un brano estivo. Adesso che siamo tornati su per biscottino, gentilmente tutte sulle mani, da sinistra a destra pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi sentirai cantare e ridere. Ritorna insieme a te, adesso che c'è Sicilia Cabaret. Tic-tac, comincia a raffica, voglia di ridere. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Buonasera a tutti! Grazie ragazzi del corpo di ballo Macche! di Maurizio e il Mirafo. E salutiamo! Forza! Vai, Facciamoci sentire! Salutiamo tutto il pubblico siciliano! Stiamo registrando da Castellammare del Golfo in questo splendido scenario stupendo. Guarda il castello, guarda quanto è bella ancora la Sicilia, ma soprattutto facciamo un giro su questo pubblico perché è la cosa più bella. Sembrava una cosa normale prima, ma adesso è veramente una realtà incredibile. Grazie gli facciamo per noi un essere applauso, venuti ecco. alla penultima di questa edizione di puntate esatto, che vedono l'unione dei due programmi storici di Antenna Sicilia, ossia Sicilia Cabaret insieme. E poi ci sono anche i big. Abbiamo invitato degli ospiti importanti che vi presenteremo durante lo spettacolo, ma come è di consueto a Sicilia Cabaret bisogna iniziare con un passaparola conosciuto, il più conosciuto della Sicilia. Diciamo che vogliamo fare un po' di cuttiglio. Esatto. I quattro Buongiorno Pina! Cannavazzo! Tani, ma cocco ce l'hai! Ma chi capisce? Ma stai parlando con chi tu ride tessivi, chi tu la Germania, che vendetta, ci stai dicendo un Cannavazzo, che praticamente un cane su mangiò tutto, un Cannavazzo! Non me ne dare. Totina! Chi è? Ieri sera con mio marito. Che c'è fu? Mi portò un cesto di fragole e tu lo sai come sono i fragole, la Fronisina che si sfasciare i telefoni. Beata tu, mio marito mi portò un panare di pruna e tu sai come sono i pruna. Si rompe i gabinetti. A modernità. Ah, ma bella verità. Totina, ma dimmi una cosa, se dico no per farmi i fatti lavo, cioè perché tu se mi fai i fatti mie, come le fotte. Però se mi domanda me non sa, ci dico, ma sufficio vaccino, Tanina sufficio vaccino. Non lo so. Ora ci spia a me, ma. Brava.
Mimma! Mimma! Ma figliumo! Che vuoi? Ma che qui pa' mia se mi fai la Miat? Ma che vuoi? Pina, ma domani no. Sì, Tanina si fece vaccino. Ma che ne saccio? Tani ma te faccio l'occhiali vicino. Non è serio, capisci che hai? Io che hai problemi di vista, hai vista rurice. Io ci vedo troppo buona che sogno fatta via. Mimma, poi sei ragione! Non ci vedo più! Mica le rimutanne! Ah, dice che non ci vedi più, è fatta danne! Ah, dici che non so fa più, perché sto cosa fa danne? Fa danne, Maria, sta semando tutta, sta semando. Ah, ma bella verità! Ma scusa, dice che faceva male sul braccio. Non lo so, ma sentisse male tutto palazzo? Boh, Tani, pulizia ti fai male se chi ne è provolazzo! Io? Ma chi stai dicendo? Ma io che sono tanto poletura, mi conoscono tutte. Fosse per mia, pure i sate brillassero, sai? Ah, poi sai che cos'è o vento? O vento che gira e o provolazzo, s'ammassa. Ah, dice che detersivo faceva sciavolire rose o o provolazzo non ci passa. Ah, dici che se fece sulla prima dose, certo lo Green Pass. Sulla prima dose, che buono! Che allora io chiamo un dottore e ci dico, senti, a me ne faccio solo uno. Non lo so, ma su vaccino si fa di uno. Io ci posso dire, ma responsabilità da piglietto. Tani va su catompione. Ambia! A me ti battono pure in mano, ti fa tutto qua in tiere, se ti stai sanurati, che sei ricca. A mio Bruno, che a me manco mi piace di Bruno. Dopo che sogno come una cette per i cristiani che si mangiano di Bruno e fanno calzare tutto il palazzo. E io, a problema sogno io che tu non ho troppa conferenza. Io non te sente, tu parla a starissare. Ma di ogni volta mi fa fiandere allora quasi ante. Ah, dici che se fece vaccino e ci cari un diante. Ma che discorso su? C'è pure uno sgangolato, uno stava in reduce. C'è un si sta capendo che niente prima fa bene, poi fa male, poi fa cadere niente, poi fa cadere la mano, e che tu c'è un braccio. C'è che sono senza cerevendo e noi ti facciamo abili. Ah, ma bella verità! Ma neanche un signore, né una signora, neanche dei signori. La vita, non sono una signora. Mi piace queste cose. Andiamo avanti, dai, forza che lo schiuma! Buonasera. 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 Allora, pesce che si arrocca sempre, di chi era? Che pesce? Pesce palla! Allora, se voi ridete a queste cose, la serata va, cioè... Di chi era? Di nessuno, Nessuno? Allora sai che faccio scimo e tu pesce da cosa si fa faccio pallegge, sì, perché qua non si è niente. Forza, andiamo avanti. Una confessione c'è, una confessione. Pace bene peccatori, questa sera sono qui per confessarvi perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre mi aiuti perché ho peccato. Peccato, dimmi figlio. Io ho un ristorante pluristellato, i miei piatti costano centinaia di euro, però io compro gli ingredienti scadenti, a volte scaduti. Padre, che devo fare? Mi aiuti. E morisci a me. Io per Natale addobbo la chiesa che ci ho rubato il cimitero. Caffa. Ma cos'è? Comunque per pedenza ci vai a bere per preparare un piatto per me suocera che cosa scarota così stasera male vira avanti. Ma perché padre lei ha una suocera? Tenete chiuso te manni in asse e non al ristorante. Pace bene figliuoli. Beh, adesso è arrivato il momento di parlare di due comici, due big. Esattamente. Due che piacciono a tutti i siciliani. Due, uno diverso dall'altro. Ciao Antonio, io non hai mai parlato così di noi due. Infatti non sto parlando di noi due. Di chi sta parlando? Di Toti Buonasera, che bello. Che bello.
Guarda, guarda che bellezza, guarda che belle facce, guarda che belle persone che ci sono, veramente, guarda che sono. Che terra, che cosa. Pensate che noi abbiamo la fortuna di abitare in una terra meravigliosa che si chiama Sicilia e dovremmo proteggerla e curarla un poco di più questa terra. È vero, è Vabbè, bravi. E questa terra siciliana, nei secoli dei secoli, e questa terra siciliana nei secoli dei secoli siamo a chiesa siamo. Se dici nei secoli dei secoli, da che mondo è mondo si è detto sempre amen. Ma chi te l'ha detto? Nei secoli dei secoli, secoli, Minchia, Michael Jackson. Ma senti come ha ido. Dico, negli anni passati tantissimi navigatori sono venuti qua in Sicilia. Qui da noi sono venuti i più grandi navigatori della storia e io lo devo dire, purtroppo sono stati dimenticati. E di questo ve ne dovete vergognare. Vergogna! Schifiati delle cane, tutti! Come cane? Cioè, se ne sono fregati e tu dici... Sì, ma loro non c'erano. E appunto, li sto rimproverando. Dove eravate quando sono venuti i navigatori? Dove eravate a ciucciolare in strade? Vergogna! Ma come tieni? Io ti giuro. A parte con te non, ma dico io, loro non c'erano. Totti, che fa scendere c'hai in mano? Che devo fare? Li sto rimproverando, che devo fare di più? Un nonno di suo signore non c'era. Ma io capisco, il nonno è Cristiano Grande, ma lei dov'era? Dov'era? Lascialo stare. Lascialo stare. Ci facciamo conoscere così. Basta. Vengono i navigatori e voi ve ne fregate. Basta. Dai. Ma questo è superato, dai. È dopo, dai. È dopo. Ce l'ho detto, dopo. No, è dopo, per me è superato, basta, è dopo, basta. Da noi sono venuti i più grandi navigatori della storia. Porco mondo. E purtroppo sono stati dimenticati. Ma voi lo sapete che è venuto qui da noi? Non glielo dire, tanto se ne sono fregati. Ozza con sala, andiamo, non glielo dire. Dico, ma voi lo sapete che è venuto qui da noi? Da noi è venuto Colombo. E voi ve ne siete fregati. Da noi è venuto Colombo. Chi è Colombo? Il tenente. Allora mi fai apposta, scusami. Ma questo... Cristoforo. Ah, Cristoforo, il cugino del tenente. Il cugino... Cristoforo Colombo, quello che è venuto con 3 caravelle. E neanche un cioccolatino. Ma chi ci trasi di cioccolatini? E chi ci trasi di caramelle? No, caramelle, caravelle. È venuto con le caravelle. Era tentaniente. Caravelle. È venuto con le caravelle. Quali sono le caravelle? Le caravelle sono di ligno. Ecco perché ci mancavano i rientri allora. Non si mangia caramelli di ligno, non si mangia. Ma ne stanno mica a frigo. Le caravelle sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Madre di Dio. Allora, io non avevo... Da noi è venuto Magellano. Colombo è venuto Giallanno, è venuto. Ferdinando. Ah, scusa, Ferdinando è venuto Giallanno. Colombo non sappiamo quando è venuto, ma è venuto perché io l'ho visto in via Ruggero VII con la macchina. Tu hai visto a Colombo in via Ruggero VII con la macchina? Guarda che Colombo è venuto 950 anni fa. Sempre la stessa macchina. Da noi è venuto Vespucci. Ah, così, Americo, io ho detto Americo metti tu casco perché ti non tuo muso. Da noi è venuto un grande navigatore inglese che per venire dall'Inghilterra ha rischiato la vita. Vabbè, ora senza no, ha rischiato perché dall'Inghilterra con la nave puoi venire solo d'inverno. E si sa che d'inverno c'è Marhouse in Inghilterra. Cosa c'è? Il Marhouse. Capito? L'ho detto in inglese, cretino, l'ho detto in inglese. Ma che rischia la vita per favore. Rischia la vita perché può venire d'inverno, in estate non si può venire dall'Inghilterra. Ma chi te l'ha detto? Allora sei cretino tu. Vabbè, allora, cretino, dall'Inghilterra per arrivare alla terraferma che cosa si attraversa? La manica. In estate c'è mezza manica e non ce la fa. Scusa.
Grazie, questo grande navigatore inglese. Che poi in Inghilterra c'è un'istruzione che noi siciliani ce la sogniamo. No, questa non te la faccio passare. No, perché in Sicilia abbiamo una cultura che ha 50.000 anni. Tu in Inghilterra non ci sei andato mai, io ci sono andato. E allora? Io a Londra ho visto bambini a 3 anni che parlano inglese. E come vanno a parlare? Prendi a cosa bambina, prendi a parlare inglese, non ti sa parlare Ma sape parlare italiana, piccinino? I muratori, vi giuro, i muratori in Inghilterra parlano inglese. Hey John, give me the castle. Piglia un muratore palermitano, giovane, ma cazzo. Ma scusa, give me the castle. Ora ma cazzo non è lo stesso. Non è lo stesso. Comunque, da noi è venuto un grande navigatore inglese che si chiamava Cook. Il grande James Cook. E non lo conosceva nessuno. Ed è stato dimenticato. Certo, non è nessuno. Il grande James Cook. Tanto che c'è su Cook. Che cazzo era? E che tu non sai niente. Chi sa la verità? Non sai niente. Dice che se ne esce del capo. Oh, dice che se ne esce del capo. Toti e Totino! Alla creazione siamo dentro. A che siamo? Bello, ma non è bello. No, che cosa? No, divertendo? E La allora, casa? Non rispondono. e allora andiamo avanti. Non mi può piacere. Aumenta la disoccupazione fra i giovani. Il 70% sono laureati. Ah, non è una seratina così. Abbiamo un altro grande big. Esattamente, è arrivato il momento di un big con i capelli bianchi. Sì, vabbè, certo, che Tutti giustamente i così big big. su Gunn giustamente hanno i capelli Scopriamo bianchi. come i cantanti di oggi interpreterebbero i vecchi successi di una volta. E lo scopriamo con Ernesto Maria Ponte! Eccolo qua! Grazie tante. Che meraviglia rivedervi così belli, live, belli, acustici, questi belli cocci Covid che volano acustica. No, dicevo questo, la canzone stasera mi piace un po' parlare, devo dire la verità che noi siamo sempre stati un pochettino un po' vittime della nostra tradizione musicale. Noi diciamoci le cose come stanno, in Sicilia abbiamo una tradizione musicale bellissima, però non è mai stata molto valutata, cioè nonostante la nostra arte popolare. Noi che abbiamo veramente abbiamo i grandi autori, i grandi da Verga, da Sciascia, da Pirandello, che meraviglia! Invece la nostra musica niente. A noi ci dicono solo che siamo mafiosi e basta, invece noi dobbiamo rivalutare noi abbiamo veramente una musica che i napoletani per esempio hanno i nostri stessi problemi, ma i napoletani hanno le belle canzoni. Se tu vai in Giappone non lo sanno che a Napoli c'è la camorra, no, sanno che a Napoli ci sono veniamoci così, bello, oppure che ne so, te si fatta una veste scullata, ma anche a Roma per esempio cantano sempre Roma, a Roma Roma non fa la stupida sempre Roma, a Milano la canzone simbolo oh mia bella Madonnina che te brilla de lontano, ma ci capiamo, vette una cruzza. Che una volta uno dice, ma cos'è la cruzza? La cruzza? Che cazzo c'è dire chi la cruzza? Chi sa la testa quando numero diventa cruzza? Mette una cruzza sopra Lucanno, cioè noi parliamo di canzoni di cruzza, di muoite, mette voi curioso ci fosse spiegare, cioè noi parliamo di cruzza. E da cruzza non è che si dice, ma rispondi io, cioè oggi i cruzza ne parlano. Capiva, voi diremo scantasse vero. Io mi rispondo con un grandullo, come cazzo ti rispondo una cruzza. Morivo senza un tocco di campana, morivo, che è poi una frase tristissima. E cosa fa a questo punto la canzone? L'alliero, che cazzo di canzone è? Noi veramente, noi abbiamo le belle canzoni, abbiamo canzoni bellissime. E la pampina di Lali, che è troppo bella, chissà è troppo bella. Chissà si potrebbe esporre. Canzoni di grande cultura. Aviano Scicaretto, chissà è troppo bello.
Poi il momento più bello è quando cantava Fascia. Veno un cuore a sentire. Bello. Però effettivamente poi alla fine diciamo che la nostra musica, perché poi abbiamo avuto tipo, che ne so, anche per chi danno chi fanno i babbaluci, mia nonna mi raccontava, ricordi questa voce? Con le corna, i sani balati, suonerà lei sta chitarra, cina voce, viri chi danno chi fanno i babbaluci. Mia nonna mi raccontava, mi cantava sempre una strofa che era bella. C'era una volta un povero cristiano che ci mancava o iritura mano e prianno a San Damiano ci cresciò irito e un cigario la mano. Però effettivamente la musica è sempre stata qualcosa di particolare. Noi per esempio abbiamo sta cosa che ogni tanto decidiamo che una situazione è tascia. È tascio, perché una cosa, noi abbiamo questa parola che ne esce, cioè, che è tascio. Cioè la musica pure napoletana, tu pigli, che ne so, per esempio, io non voglio fare nomi perché mi si dia, perché io per esempio adoro in maniera particolare Gigi D'Alessio, è un cantante che io adoro, cioè non sono un suo fan, però scrive delle canzoni bellissime, con delle bellissime musiche. Gigi D'Alessio, non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Scende il gioco, D'Alessio, scende il gioco. Ma raccontare questa cosa. Però effettivamente, perché sta cosa che una canzone può essere più o meno tascia? Chi decide cos'è tascia e cosa non è tascia? Noi siamo quelli, specialmente a Palermo, andiamo in un locale bello, pieno di vita, basta che arriva uno che dice ma è tascio, boom, si sbacanta. Se ne vanno tutti. L'indomani mica c'è un cartello scritto chiuso per tascio. Che è brutto. Effettivamente è brutto. Però, dico, ci sono canzoni di un certo tipo. Ecco, già per esempio tu stai intonando un brano. Questo è bello. Bello, questo è bello. Questo me la ricordo, questa la cantavo perché io facevo piano facevo i night, facevo i locali quando ero più giovane. Questa chi è? Questo è Sting. Sting per voi Sting è tascio? Allora vedete che pure voi facete la differenza. Ah no. Bello, dai. Che meraviglia! Facciamo un applauso a questa orchestra. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like a toaster Malman sai, che mi ricordo ancora, insomma. I like a stable sapi, tu come cazzo fa? I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Però guardate che il confine è breve. È un attimo. Sting, che non è tascio, non è poi così difficile. Ma tu sai che vita mia sei tu, senza testo coro un po' campa, sembra se caccia fa, in do carcere ci sta papà. Oh, sogno tano, nasciva a cefalo, e cammino cambia me fu. E camminando in mano, canto sempre napoletano. Oh, sogno tano, e non sono pazzo, sogno veramente un cannavazzo. Oh, I love that I'm day, da da di da da da. Minchia che tascio Sting! Amici oltreschermo, ben trovati, siamo ancora a Castellammare del Golfo in occasione di Sicilia Cabaret insieme Big. Il backstage è diviso fra i comici che si sono già esibiti e quindi sono tranquilli, in pieno relax, e quelli che invece ancora devono affrontare il pubblico, ma il pubblico non aspetta altro, quindi banda alle ciance, ciancia alle bande e godetevi Sicilia Cabaret. Dimmi la primavera
orchestra, la nostra Deborah. Fantastica, è fantastica Tutta serata. curata dal nostro Vincenzo Biondo. Assolutamente, il maestro. Bella Facciamo un applauso, dai, forza. Anzi, ti voglio fare vedere una cosa che fai bene, pure io sogno un tipo fuetto, dai, cerca. Oh, che sta giù? Stai facendo? Vai. Vai. Oh. Vai, sta così. Non so cosa stia facendo. Vai, vai. A posto. Vai. Vai, sta così. Vai. A posto. Ma cos'è? Non mi metto suono. Ti aspettavi, sa? No. Pensavo potessi arrivare a Va bene. Va bene. Allora, dobbiamo ricordare che quest'inverno riapriranno i laboratori. Tutti Sì. coloro che volessero fare i comici, ci sarà un teatro disponibile in quasi tutte le città della Sicilia ad accogliere giovani che vogliono sperimentare, che vogliono provare la comicità. Esatto. Noi ne abbiamo invitato. Ne abbiamo invitato uno. Ne abbiamo invitato uno che però è un po' timido, questo Veramente? qua. Infatti lo devo andare a prendere perché questo qua. Allora, proprio timidi, lasciate stare perché questo non è un lavoro per timidi. non è un lavoro per timidi, però adesso lo vado a prendere. Si chiama Isidoro. Aspetta un minuto. Vai, Isidoro! cerchiamo di accoglierlo con un applauso. Mi vergogno, no! No, Isidoro! Chi malafiura! No, vieni qua. No, dai, vieni qua. Non tanto- ci voglio vedere! No, vieni, No, Isidoro. mi pare male. No, devi fare il pezzo, dai. Abbiamo provato. Chi malafiura! No, non ti devo abbassare. No, Isidoro, no. Amore, lei. E farà pipì! No, la fai dopo. Lasciatemi stare! Chi malafiura! Isidoro, facciamo un applauso a Isidoro che per la prima volta. No. tranquillo. Guarda. Sta andando bene. Gesù Cristiano! Ciao, Gesù Cristo. Allora tu devi fare, non devi fare altro. Devi fare altro che raccontare le tue cose. No, mi pare male! Non ti preoccupare, la gente li vuole sentire. No. Prova, guarda. Ci sono 500.000 persone che ti stanno. Vuoi girare a casa? No. Dai, parlaci un po' delle tue fidanzate, Isidoro. Chi malafiura! Prova. Mi pare male, c'è gente! Non ti preoccupare, vieni qua per Su te. assai! Ma solo per te. Io ne scucciava bene la casa fino a da sotto corsetto che poi tu ne posteggi alla sorgente. Chi malafiura! Non ti preoccupare. Io cerco fidanzata, Allora, Isidoro cerca fidanzata. però non ride forte, Allora, mi pare male. Isidoro cerca fidanzata. Se a così non lo sento. Allora, ho fatto un annuncio sul giornale, Tonini. Ho scritto l'annuncio. Posso senti, leggere? Certo, vai. Che lui si vergogna, quindi lo scrive. Allora, Mi pare vediamo che male. è carino. Allora, Divertente. Che sì. Ragazzo timido, cerca ragazza per scopo fidanzamento, scopo convivenza o scopo matrimonio. Insomma, chi tu chi è? Basta che scopo. No! L'onestà prima di tutto. Scrivo. Questa è una gran malafiura. No, Chi gran malafiura! Mi hanno detto vai dalla cartomante che lei ti legge la mano, almeno ti dice che cosa succede, che malafiura. Arrivo dalla cartomante, quella mi dice dammi la mano, ci ripuliziamo, è tutta sudata. Quella mi dice è una bella linea della vita, leggiamo la mano, dice chissà chi trova, che malafiura. E mi ha detto avrai un anno pieno di sesso. Mamma mia. Beh, a me. Mamma mia, dai. Sì, pieno di sesso, che malafiura. Ma poi che malafiura, una cosa bella. Sì, ma un anno di sesso, cucù. Appunto. Lei mi dice, non lo so, qua si vede solo la mano. Si capiscono tutte cose. Stai attento che ora pure a Dio da lei. Sono avanti. Aspetta, c'è un traffico. Dai, Che sai poi- che dai chi caddica No, no. a sapere. No, curta. Ma così sta misura è vergine. Vero, sì. Poi ho incontrato una ragazza, Tony. Ho incontrato una ragazza, però era un poco timida. Più timida di me. Addirittura. Mi fa andiamo a casa mia che non c'è nessuno. Oh, bella madre, che malafiura.
Siamo andati a casa sua, lei mi fa spogliati prima tu, no? Ma affronto. Io stai a 40 anni. Certo. Ma affronto, ho detto spogliati prima tu, no, spogliati prima tu, no, spogliati prima tu, no, spogliati prima tu, no. Non tu mi scemo visto. Che malavita! Ma veramente? Mi sta parendo troppo male, che malavita! Poi la mattina ci siamo svegliati. Dice, ah dai, non può essere così, dai. Io disse, non posso fare malafiura. Lei mi fa, spogliati tu. Ah, va bene, mi stavo spogliando e lei si stava spogliando pure. A un certo punto lei era tutta nuda, io pure, non lo so, forse era l'umidità, forse era un condizionatore troppo freddo. Non lo so. Mi parse male. Lei mi guarda e mi fa... Ma non sapevo che avessi un organo così piccolo. Io l'ho guardata e ci dissi, io non è che sapeva che aveva a suonare dentro una cattedrale. Che malavita! Isidoro! Un altro big Antonio Pandolfo! E stasera la serata c'è, veramente. Dopo tutti sti big, solo Gesù si deve esibire. E ce l'abbiamo. Abbiamo pure lui. Ma sempre a me avete molto. Non è che... No, perché la verità sapete qual è? qual è? Non c'è più respiro. Questa settimana va a trovare a mia parte, c'è un cano volato poco. Torno qua da coco che aveva come viante. Infatti ci arrivavo con tutti i capi scombinati. Mia padre appena mi vede mi disse, ma chi sta facendo? Dice, ma perché non cerchi di essere un po' più moderno? Ti tagli sta vibe, ti acquizi i capelli. Ci si parla di modernità tu, che ancora mi fa camminare a così. Dice, ma chi borri? Ci si che nel 2021 il diavolo vecchia prati ancora a ciò che si fa la Roma e catena. Mi fa dice no, te lo devi mettere perché noi abbiamo un'etichetta familiare, dice, se no la gente parla. Ci si può parlare una cosa da voglio dire, ve la svelo pure a voi. Ci si vede che io ogni tanto a moccione mi metti i jeans. Dice, che su questi jeans? Ci sono due tubi che si mettono nelle gambe, dice, arrezzano per sempre. Dice, no, ma che c'entra? Sono la Levis, prima ti metti e poi ti levis. Ma padre mi fa dice che ora comincia a fare pure i battute, chi si battute su, torna a babbiare, ma se no la gente parla, ci si fa parlare una cosa da voglio dire. Tu ti ricordi che hai fatto l'uomo e la donna come coppia? Dice sì, certo. Ci ora qua sono cambiati, ci sono moderni, ora c'è un mascolo con mascolo, la femmina con la femmina. Dice io cosa ti ho detto sull'amore? Ci che l'amore vince su tutto. Ci se papà monneppe, mi è picchia la gente parla. Dice sta la gente parla ora è cosa, lasciatela parlare. Perché la verità lo sapete qual è? Non c'è più rispetto! È il numero uno, io la stimo! Io la voto! Io Domenico Faccio, detto Gesù! Mi piace, io ho messo. È arrivato il momento di parlare di estetica, di bellezza, fascino, eleganza. Vattene! Ok. È arrivato il momento di invitare sul palco di Piazzale Stenditoio niente poco di meno che Dalila Pace! No, senti woman! La safara l'avevi fatta benissimo. Non tu è meglio mia, accetti woman. Il vostro seno vi fa sentire insicure? Scette un giaco compressore. Ma che... parte... Ci vuoi per me Infatti, cioè, certo. Buonasera a tutti, io sono l'estetista più brava del mondo. Pensate che solo con questo io arrasso le pila, schiaccio le papole e quando vai a mare ci coglio pure i rizzi. Ma che schifo, tutto con una cosa sola. Ma la mia specialità qual è pittare le unghie. Perché io nelle unghie ci faccio le opere d'arte. Veramente? Dale che c'è qua. Ma perché mi deve fare vedere questo dito Questa, ogni sì, volta? sempre ce la lamenta sempre. Lo vedi questa? Questa sono io che mi tampono. Dale che c'è qua. E tu lo vedi questa? Che? Questo è il mio Green Pass. Ma veramente è tutto nero. Sì, tu te capisci che tu fa solo? Io ti ho preso tu poi. Non l'ho capito. Ma non volevo capito Sono a casa. Scusate perché lei lavora pure sul palco. I miei messaggi arrivano a qualsiasi ora, sono le mie clienti. Un momento, Signora Cetti, prima che finisce l'estate mi vorrei fare un bagno a mare, solo che durante la quarantena sono ingrassata. Che costume mi consiglia? Chi di Peppa Pig? Allora! Ma non è carino trattare la Così gente. fa la sua porca figura. Scusa un'altra. Scusate.
Signora Cetti, ho combinato un guaio. Ho scambiato la crema depilatoria per lo shampoo. Ora sono una testa pelata. No, lei è nata in Cioè, Affa, Sì, però ci vorrebbe. ha capito, io lo dico in privato. Va bene, comunque stasera noto che c'è veramente un bellissimo pubblico. Esatto. Sì. Quindi se... Hai visto? Un passaggio bellissimo, grazie. Quindi se mi date la possibilità io mi pubblicizzo e me ne vado, va bene? Ti è finita la mucchina? Sì. Scettiti una candeggina! Ma fa male! La Va bene. Facciamo un po' di musica? Sì, un po' di musica di quella bella, perché loro di non quella so. vera, di quella rock. Noi siamo famosi per questo rock. Abbiamo vinto l'Eurovision. E allora noi abbiamo loro. I The Zen. Sembrava. Abbattete la mano! Facciamo un po' idea! Usando le... Go rock and roll! Go rock and roll! Più forte, più veloce! Go rock and roll! Fermo, che succede? Ehi, un po' di strega? Sì, quei pipi stola. Che c'è? Ogni tanto si muove la schiaccia. Ma che hai avuto un colpo di pistola? Fa la rapina quando era picciottino. Ma le faceva le rapine quando era piccolo. Fottete. Ma anche adesso so. Sì, fottete. Ci ha arrestato a Veramente, Michela. per A mezzanotte me ne Esatto. gliela mettere la fine. Veloce. Ciao tamponati! Questi sono vaccinati, no tamponati. Vaccinati. Siete caldi? Sì! Rispondiamo. Avete il corpo... Rifallo. Ciao ospedale Bucchieri la Ferra! L'ospedale. Ciao però non malato. Allora, vai. Siete caldi? Sì! Avete il fuoco che vi brucia dentro? Sì! E chi si ha la seconda dose? Hanno già fatto. Diafra va a 40. Non ci interessa. Io sono De Zen. Yeah. 30 anni di rock and roll. Oh yeah. E sempre che aspetto un bonus artista. Rockstar. Con i noti da cuciore c'è pure. Sarà bella, insomma. Io ho lavorato con le migliori band del mondo. Sì. Ho fatto un concerto con i Guns N' Roses, alla fine mi hanno regalato la bandana. Fantastico. Bello. Ho fatto un concerto con gli ACDC, alla fine mi hanno regalato la guanta. Picchi, come si dice? Lui la pronuncia vero così, non è che... Vabbè. Ultimamente ho fatto un concerto con i cugini di campagna. E cosa ti hanno regalato? Le cicasci di pomodoro e mi feci bottigliare la stessa per un meglio. Ma tanga poi una tagliola ti fai 4 file box. Io ho lavorato con le migliori rockstar del mondo. Oh yeah. Ultimamente eravamo io, Madonna e San Giovanni. Ah, grande concerto a San Siro. No, a me sta cantando a San Pietro. Ciao, spogliate alle garre, guarda. Un altro big sul palco di Piazzale Stenditoia, e questo è uno importante per quanto ci riguarda, perché noi, pensate piccolini, abbiamo iniziato la carriera con lui. Sì, facevamo proprio le aperture dei suoi Le spettacoli. aperture dei suoi spettacoli ne faceva un sacco, noi guadagnavamo 50 euro l'uno. No, che ancora guadagniamo 50 euro. Non ti ho detto niente, ma così è. E andavamo a tutti i suoi spettacoli, che erano davvero tanti. Per noi è stato un grande amico, una persona a cui ci siamo ispirati molto, lo abbiamo voluto fortemente su questo palco. Lui è il grande Giovanni. A posto, grazie. Buonasera a tutti, popolo buonasera. C'è qualcuno di Milano? Se c'è, meglio che salta fuori da solo, che se lo troviamo noi è peggio, Sto scherzando. È bello vedervi tutte con mascherine, tutte mascherine, tutte andare in giro, tutte a disinfettare a mano, mascherine, misure frevo, tutti questi controlli non abbiamo mai avuti. Ogni negozio che entri ti fanno mettere la crema di mano, se uno fa un giro di shopping, si gira 30-40 negozi, alla fine torna a casa senza mano.
Una volta eravamo in pochi a entrare in banca a cava mascherina. Che anche andare in banca, andando in banca bisogna discutere lì a cui tocca la mascherina, se tocca al cliente o tocca all'impiegato. La banca che l'altro, insomma, siamo là. L'altra volta parlavo con un mio amico e mi ha detto, sai, ho aperto un conto corrente nella mia banca che è costruita intorno a me. Sei sicuro che è costruita intorno a te o te mi sono mezzo? Io ho la mia banca che è costruita dietro a me, ogni tanto mi giro, controllo la distanza perché se si avvicina troppo mi preoccupo. C'avevo un conto corrente in banca che non usavo, gli ho lasciato 500 euro giusto per tenerlo aperto, per tenerlo in vita. Dopo 6 mesi mi chiama il direttore e mi dice, signor Cacioppo, può venire in ufficio? Dico, che è successo? Niente, c'è sotto di 300 euro. Scusa, lasciai 500 euro, 6 mesi fa non le ho toccate, come finito sotto i 300 euro? Ce lo so, facciamo un estratto conto, vediamo che è successo. Fatto l'estratto conto, guardi, fa spese di tenuta conto, spese di contabilità, invia estratti conto, invia raccomandate, spese postali, spese di cancelleria, interessi di scopertura, massimo scoperto, l'asso vince, l'asso perde, l'occhio sveglio, vince sempre casarsi non si stragga uno che c'è, su 300 euro. Dico, porca puttana, in sordo non so, dico. L'anno scorso a Natale mi avete regalato l'Argentina, quest'anno che mi ha dato? Questa montagna. Poi, qualche giorno fa sono andato in banca a fare bancomat, c'era un signore davanti a me allo sportello, io ho aspettato 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti che stava sempre a smanettare e mi sono avvicinato, ho pensato o non è capace o ho rotto un bancomat. Mi sono avvicinato, non c'era un bancomat, ci hanno messo il videopoker. Sono andato al direttore, che il direttore, ma il bancomat l'avete tolto? Sì, ci non so guadagnavo un cazzo. Ma tranche buone mi hanno ricordato qualche anno fa, ma sono diversi anni, sono passati tanti anni, quando mi facevano l'apertura dei miei spettacoli, loro aprivano, io chiudevo, avevano due mazze chiave. No, ma ormai sto diventando anziano come. Anziano, si capisce che. Non so se c'è qualche anziano come me o più anziano di me, dà fastidio la tecnologia. A me quando mi cambiano già un'icona del telefonino impazzisci, quando mi spostano una casella, una cosa, uno deve reimparare tutto di nuovo, perché uno impara una cosa e si stabilizza. Io sono ancora uno dei pochi che compra il CD. Infatti nel negozio non vengono dalle cucce che devo toccare il CD. Ormai i giovani CD non sanno più neanche cos'è. Nelle macchine non c'è manco un buco per mettere il CD. Io ho dovuto comprare una macchina vecchia perché c'è ancora il CD. Anche quando ho preso la patente io ti facevano a scuola guida, ti insegnavano spenderogeno, il carburatore, la marmitta, tutto il cilindro, le valvole. Ora non si rompe più niente la macchina, ora si rompe la centralina. Che una volta andavi là, che si rompe il spenderogeno, te lo facevano vedere il pezzo rotto, il spenderogeno, oppure non va il carburatore, si vedeva che era rotto, che era bruciato, si rompe la bobina, si vedeva che era bruciata e scoppiata. Ora riperdere il mistero, si rompe la macchina, c'è la centralina, non si può dire, scoppiare a rota, che si fa? Cancellare la centralina. Infatti ora quando voglio fare il fenomeno vado all'officina e dico buongiorno, che c'è la macchina? La centralina. Lo dico prima così è meglio. C'è qualche anziano, qualcuno nonno. I nonni sono una categoria in via di estinzione ormai, No, tra qualche generazione i nonni non esisteranno più, ormai la vita si è allungata, si è dilatata, a 50-60 anni ancora siamo giovani, è bello perché uno si gode la vita ancora tanto tempo, la gente ci va a 60 anni a fare l'aperitivo, la pericena, va in discoteca, là che musica mettono, prenoto un tavolo qua, prenoto un tavolo là. L'altro volta ho incontrato un amico e dice Giovanni ti presento la mia ragazza, e la sua ragazza aveva 65 anni. Dico, tua ragazza 100 anni fa era bisnonna, ancora fa l'aperitivo, la pericena, a camera gonna, vestita di mignotta. E poi i tempi sono cambiati e cambieranno ancora. Io non so come saranno i giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta, che c'ha la fortuna di arrivarci. Che ora, tra che non si trova lavoro, tra che ci vogliamo divertire, tra che nessuno vuole prendersi impegni, se tutto va bene ormai il primo figlio si fa a 50 anni. Se tuo figlio fa la stessa cosa anche lui fa il primo figlio a 50 anni, tu per diventare nonno quando a campare? 120-130 anni.
Poi stavo dicendo, non so come saranno i giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta, che c'è la fortuna di arrivarci, con tutti questi problemi alimentari che abbiamo adesso, che non ce n'è uno che mangia completo. Io mi ricordo 20 anni fa, 30 anni fa, organizzavo una cena a casa, arrivavano 10 amici, facevi una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, si passava la serata. Ora organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Arrivo, io sono celiaco, io vegano, io intollerante al glucosio, io al lattosio, io sono allergico al pomodoro, il mio senza aglio, il mio senza... Guarda, là c'è il frigo, vieni che trovo e mangio. Un po' è vero che c'è della gente che ha delle allergie, delle intolleranze gravi, deve stare attenta, però secondo me sono una minima parte. Fa chic essere allergico, intollerante, fa raffinato. Guarda, io se mangio il pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio mi vengono i brufoli sulle braccia, ho un prurito. Guarda, per me il prezzemolo è veleno, guarda, non posso mangiare neanche una puntina di prezzemolo che sto malissimo. Uno che mangia tutte cose, che è una persona normale, sana, sembra lui il malato. Cioè, ma tu sei allergico? No, sei intollerante? No, mangio, sai che do un porco, un armalo, ma mangia tutte cose non ci fa niente. La gente si vergogna. Io ho visto gente andare dal medico senza motivo. Senti, ma trovo un'allergia che domani c'è una cena, dai, mi fare la figura da bestia, Il medico ti fa 40 tamponi sul braccio, guarda, sei sano come un pesce, sei leggermente allergico al cardamomo. Mi scrivo un biglietto se non mi scordo. Cardamomo, sai che cazzo sarà sta cosa? L'indomani sei in pizzeria con tutti gli amici, arriva il cameriere e dice, prego signore, cameriere, a me la pizza senza glutine, la mia integrale, la mia farina di camut, nella mia non metta mozzarella, io senza pomodoro, cameriere. A me la pizza senza cardamomo, No, se c'è una puntina di cardamomo, sogno fottuto. L'altro giorno ho preso il gelato, c'era la paletta sporca di cardamomo che era la vaschetta vicina, mi sentivo male tutta notte, è una cosa... E mi immagino, questa gente quando diventeranno nonni, io sono siciliano come la maggior parte di voi, credo che siamo in famiglia. Quando ero ragazzino, per tradizione, la domenica si andava a pranzo alla nonna. La nonna siciliana per il pranzo della domenica comincia a cucinare venerdì. Andava da mia nonna, c'erano 18 pignate, 4 fornacelle, teglie in forno, roba preparata, c'era la guerra, nonna siamo in 4. Non ti preoccupare, meglio abbondare che non mancare. Vabbè. E immagino questa gente fra 50 anni che diventeranno oggi, domenica andiamo a pranzo alla nonna. Dice, nonna, cosa hai preparato? Guarda, un po' di tofu col sedano, 2 carotine e un'insalatina. Vattene a fare un culo, me nel ristorante. Grazie, siete fantastici. Hai appena finito la tua esibizione, intanto ti chiedo com'è andata. Una bestia, una bomba. Una bomba. Senti Giovanni, tu hai visto di fatto gli esordi di Madranghe e Minafò e adesso ti ritrovi ad essere ospite di un loro spettacolo. Qual è l'emozione che si prova? L'emozione che si prova è un percorso che si fa insieme. Una volta vengono ospiti da me, una volta veniamo a mangiare a casa, una volta veniamo mangiato a casa. No? È un dare. È un dare vero, però è bello essere amici, collaborare quando è possibile. Senti, si ritorna a fare spettacoli dopo un periodo abbastanza turbolento, no? Sì, siamo stati fermi più di un anno, abbiamo lavorato pochissimo, adesso piano piano stiamo ripartendo, non siamo ai tempi del pre-Covid, però insomma è meglio di stare a casa. Piano piano, si cerca di prendere energie dal pubblico. Anche perché lo shock potrebbe essere grave. Va bene. Bisogna ripartire piano piano, fare un po' il riscaldamento. Hai scritto diversi pezzi durante la quarantena, si è dato da fare diversi pezzi, però ancora non li ho rodati bene, quindi faccio fatica a proporli ancora. Piano piano li roderemo. Grazie, buona alla volta, Giovanni. grazie a voi, grazie a voi. Che bello perché sono gli amici di sempre, è stato bellissimo per noi da piccoli accompagnare Giovanni perché l'amicizia ragazzi è una cosa stupenda, è un sentimento che non ha età. Sì, è un sentimento che ti aiuta nei momenti peggiori. Sì, per esempio, no? Per esempio, io e Tony siamo amici e lavoriamo da 15 anni e da 15 anni ci vogliamo bene. Ci supportiamo e ci sopportiamo. Cioè, capite? Ci supportiamo e ci sopportiamo. Come dire, quando una parola può cambiare completamente il significato di una frase. Non è vero sempre. Perché? Perché, per esempio, se ti dico che sei un pazzone, tutti hanno capito che volevo dire la C. Pazzone. Cioè, ma tu mi sfotti sempre. Ma a me non interessa, perché io ti voglio bene uguale.
Perché mi piace ogni cosa di quello che fai, seppure mi tratti un po' da cretino. Lo faccio per gioco, ma tu non lo sei. Ma ciò non esclude che io non lo creda. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi eppure vecchi e non si vogliono bene come noi. Pezzi cretino, tu vali menzo totino. 50 anni, Casa Muniti, chissà se ci arrivate pure voi. Ma perché non ci hai visto mai levare? Non l'ho capito, scusa, perché non ci hai visto la sua. Ma solo chi sarebbe una fo? Sarebbe una fo! Aspetta, cioè se mi rompo un po' a me scoppio in terra tu. Non capisci? Cioè io immagino la sua prima notte di nozze che si tuffa sopra sua moglie e sua moglie ancora un carino crocifissino. Basta, non facciamo. Ancora un torogno per chiuso in romano. Vabbè, Allora, ragazzi, non facciamo i fanni. Allora, la gente pensa che Ecco, noi vedi, la gente... Dichiaro, fango, sì, ci sei, mi fa solo olore. Fermi. Allora, Facciamo una cosa. Pezzi Per evitare che la gente poi pensa che mi scioggiamo, facciamo una persona seria. E che dobbiamo fare? Fate fare a me. Fate fare a me. Ma arriva un... Siamo il quartetto più bello del mondo E ci dispiace per gli altri che sono tristi e pure scarsi perché non sanno fare sto lavoro. Ma bella verità! Ma chissà dicendo, ci siamo noi da 10 anni. Sono tutte cose improvvisate. I veri 4 siamo noi. Ale, dammi che c'è qua. Ragazzi, allora le nostre cose interne le dobbiamo restare per noi. La gente deve pensare che noi siamo tutti uniti e siamo tutti che ci vogliamo che ci vogliamo bene. Quindi facciamo una cosa che raggruppa tutti. Siamo l'ottento più bello del mondo e ci dispiace per gli altri che si sono divisi e litigiosi perché non sanno più cos'è l'amore. Ora sì. Che è? E noase, che fa? Vabbè. Siamo la squadra più bella del mondo e siamo qui tutti insieme per stare uniti su questo palco. Viva Sicilia Cabaret! Ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Sicilia Cabaret! Let's go! Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presenta Matranga e Minafo. E anche questa puntata è giunta al termine. Devo ammettere che per me è un vero privilegio vivere con voi il backstage di questo programma pazzesco, che ha come unico obiettivo quello di regalare momenti di spensieratezza e di allegria. Per oggi il mio lavoro finisce qui, ma Sicilia Cabaret insieme Big torna. Ciao ciao! Gentilmente tutte sulle mani, da sinistra a destra pure sui divani, non importa dove sei,